Venite a casa di Ezzelino, dove per ora c'è il suo abito nobiliare e da metà febbraio anche la sua spada ingioiellata. Venite in viaggio nel tempo nella Bassano feudale dal 25 febbraio nella torre di guardia del castello. Al primo piano l'ufficio con vista del tiranno con una dotazione di 5 repliche di armature complete, tra le quali spicca la copia della S-18 di inizio 1400, la prima dotata di elmo Armet che si apriva in 3 parti per indossarlo e toglierlo. Un inizio della riscoperta degli spazi medievali di Bassano, un primo segnale di quel piano del turismo che a Bassano si attende da 7 mesi. Si attende come divulgazione, ma fondamentalmente è già partito. Non c'è nessun problema nello svelarli, anzi è che lo presento tra l'altro oggi in Commissione Cultura e per motivi istituzionali ritengo sia giusto che la Commissione sappia prima di tutto il progetto, che è anche quello una prima parte di progetto, perché è un progetto quinquennale e decennale fatto con un cronogramma, con tempi precisi, quindi con un'idea strategica di una visione di una città che è ben chiara in testa. L'assessorato al turismo fa notare che ha vinto un bando del distretto del commercio per un contributo di 265.000 euro. Alla mostra Bassano Feudale Viaggio nel Tempo, allestita dall'Associazione Arieti di Ventura con la collaborazione di Roberto Poppi Frison, sono invitati in particolare i più giovani e le famiglie. Inaugurazione sabato 25 alle 15 con un corteo in costume che si muoverà da Angarano. In mostra anche le riproduzioni di 2 mitiche armi dell'antichità, la spada nella roccia di San Galgano e la cosiddetta spada di San Maurizio, risalente al 1200, usata per oltre 400 anni nell'investitura reale del Sacro Romano Impero. La mostra, a ingresso gratuito, sarà aperta nei soli fine settimana fino a tutto febbraio, da marzo a ottobre anche il giovedì, venerdì e i festivi. Un'ultima curiosità, le didascalie degli oggetti saranno in 4 lingue: italiano, inglese, tedesco e veneto.